Sono 4.349 i nuovi casi Covid-19 registrati a fronte di 23.147 tamponi processati in Sicilia. Secondo i bollettini Covid di ieri, il giorno precedente i nuovi positivi erano stati 3.793. Il tasso di positività continua a salire fino al 18,8%, il giorno precedente era al 18,3%. La Sicilia è già al quinto posto per contagi, gli attuali positivi sono 59.959, con un aumento di 2.341 casi, i guariti sono 3.265, mentre le vittime sono 11 e portano il totale dei decessi a 11.146. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 660, 8 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 25. Uno in più rispetto al giorno precedente. A livello provinciale si registrano a Palermo 1544 casi, a Catania 1511, a Messina 972, a Siracusa 434, a Trapani 233, a Ragusa 366, a Caltanissetta 155, a Enna 88 e ad Agrigento si arriva a 314. In Sicilia sulla settimana dal 15 al 21 giugno si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 1.172, e si evidenzia con aumento dei nuovi casi al 35,8% rispetto alla settimana precedente. Sopra la media nazionale i posti letto in area medica pari al 17,2% e in terapia intensiva pari al 2,8% occupati da paziente Covid-19. E questo quando rende noto il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe con l'analisi sull'andamento dell'epidemia. Nuovi casi, nuove varianti, reinfezioni, testing, ospedalizzazione, decessi e vaccini, somministrazione nuovi vaccinati, persone non vaccinate. Nell'isola la percentuale di popolazione over 50 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 9,3% rispetto alla media dell'Italia pari al 7%. A cui si aggiunge una popolazione over 5 temporaneamente protetta per quanto riguarda il Covid-19 da meno di 180 giorni pari al 5%. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari al 16,1% rispetto alla media italiana che è dell'11,5%, a cui bisogna aggiungere una popolazione over 50 anni guarita da meno di 120 giorni che non può più ricevere la terza dose nell'immediato pari al 6,3%. Il tasso di copertura vaccinale con la quarta dose, persone immunocompresse, sono del 31,1% con una media nazionale del 40%, il tasso di copertura vaccinale con una quarta dose sugli over 80 ospiti della RSA e fragili nella fascia 60-79 anni è del 6,9% con la media italiana del 19,1%. Ecco l'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti che la Gimbe registra dall'ultima settimana suddivisa per province. Ragusa 607 persone, pari al 48% in più nella settimana precedente, Palermo 601 con un aumento del 47%, Catania 583 con un aumento del 32,7% rispetto alla settimana precedente, Siracusa 579 più 30,3%, Messina 445 più 33,8%, Agrigento 361 con un aumento del 41,4% rispetto alla settimana precedente.